Sprazzi di luce sulle nuvole che corrono accavallandosi minacciose su un cielo muto senza ugole che il vecchio dì vide gioiose. Anche il notturno ciel si nasconde sui rami, sugli altri, sui nidi. Il cuore forte batte e non risponde a vecchi impeti in antichi lidi. Notte d'inferno, ti ricordi baci? Non tornare nell'angusta mia cella, senza chiaro di luna, senza una stella, fammi morire. Pensate che amava Hikmet, non so se lo conosciate, avete sentito, è un poeta turco, un premio Nobel. Poi Neruda. Loro andavano spesso, quasi tutte le settimane, andavano a Villa Puzzo perché il padre del marito aveva un ovile ed erano sempre lì, giocavano lì i figli, insomma, avevano un pezzettino di terra, lui voleva anche la casa lì, così ha incominciato anche a costruirla, proprio vicino alla base, proprio di fronte alla base. E niente, così, è iniziato così con mio nipote, si è sentito male e poi abbiamo saputo dagli esami che aveva la leucemia. A quanti anni? 9 anni e mezzo, se per l'esattezza. Insomma, può capire la peripezia che ha dovuto sopportare la mamma e noi come nonni. Poi sembrava che tutto fosse finito. A un certo punto si è sentita un po' debilitata la mamma di questo bambino, cioè mia figlia. Hanno fatto gli esami del sangue, l'hanno trasportata subito all'oncologico a Cagliari e hanno constatato che era leucemia. Abbiamo fatto tutti quanti le analisi del sangue per il trapianto del midollo, no? Poi hanno optato per il trapianto delle cellule staminali e così è stato. Dopo un mese circa è caduta talmente giù che dopo ancora un mese è deceduta. Perché? Forse hanno paura, non lo so, a non dirci quanti si sono ammalati di leucemia in questa zona, quanti di queste zone qui dove cioè questi posti che ruotano attorno alla base o che lavorano dentro o militari finiscono all'oncologico, quanti? La sindrome di Quirra si rappresenta solo in numeri assoluti, quelli impressionanti dei malati e dei deceduti. Non esistono studi in rapporto agli abitanti e alle condizioni ambientali, né cifre ufficiali. Gli unici dati certi vengono raccolti dagli stessi abitanti. E che non me la vengano a raccontare, che non è colpa di questi esperimenti che fanno loro. Questo sì, è la stessa cosa.